Ciao napolitani! Andiamo alle notizie del Napoli prima di chiedervi il vostro prezioso like e il vostro prezioso abbonamento per potervi sempre aggiornati sulle principali notizie del nostro Tom di cuore. Andiamo al video. Ariad il Napoli riesce finalmente a rallegrare i propri tifosi, sfoggiando una grande prestazione in Supercoppa contro la Fiorentina. Un netto 3-0 è stato concesso dagli azzurri ai viola, sorpresi dal gol di Simeone nel primo tempo e poi dai 2 gol improvvisi di Alessio Zerbina. La squadra di Mazzarri è, quindi, la prima squadra a raggiungere la finale del torneo e, in attesa di scoprire l'avversario nell'ultimo atto della competizione, ecco arrivare il sorprendente annuncio. Secondo il quotidiano francese, infatti, il Napoli avrebbe trovato l'accordo con il nuovo difensore centrale. Mentre il Napoli vinceva nettamente per 3-0 sulla Fiorentina nella prima semifinale di Supercoppa italiana, la dirigenza azzurra riusciva a chiudere la trattativa con un nuovo profilo di mercato, il quarto. Si tratta di Oumar Solé, difensore centrale francese che attualmente gioca nel Salisburgo. Un'indiscrezione arrivata del tutto inaspettata e che, quindi, risponde alle tante critiche dei tifosi, che chiedevano a gran voce un'ulteriore retroguardia. Classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Lione, Oumar Solé veste la maglia del Red Bull Salisburgo dal 2020. Riuscito a distinguersi nel campionato austriaco, solo in questa stagione ha collezionato 1-3 presenze con un gol e un assist in tutte le partite e le competizioni, prima che un infortunio rallentasse i suoi progressi. Solé, infatti, è fuori dai giochi dal novembre 2023, ma questo aspetto non ha fermato l'interesse del Napoli, che ha recentemente trovato l'accordo per il difensore. Attualmente il valore di mercato del francese si aggira intorno ai 17 milioni, con opzione di prestito con diritto di riscatto che, però, sembra essere l'opzione più probabile per l'operazione. Secondo te Napolitanos, è bene questo giocatore? O no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale. Forca Napoli!